L'ottava giornata di terza categoria è sempre all'insegna dell'incertezza e dell'equilibrio più assoluto. Basta osservare l'attuale classifica dove la differenza di punti tra la prima, in questo caso la Virtus Favara, e l'ottava, il Vis Rivera, è di appena 4 punti. Ma non solo. A differenza degli scorsi campionati, non si sono registrati episodi eclatanti di incidenti e scorrettezze durante i 90 minuti che avrebbero potuto determinare sanzioni e squalifiche. Le iniziative della Federazione Agrigentina sono seguite alla lettera dai giocatori e dalla società e sempre più spesso a fine gara si attua il terzo tempo con tanto fair play. In vetta alla classifica continua la fuga appunto della Virtus Favara che in quest'ultimo turno ha superato tra le mura amiche il Prizzi per 4-2, il quale precede d'un punto il Città di Comitini, anch'esso vittorioso fuori casa a Cianciana. Poi nell'ordine si sono registrati questi risultati: Campobello superato da Burgio per 4-2, Reale Unione che ha sbancato il campo dell'Acquisquinese per 1-3 e quindi il Santa Elisabetta che è tornato alla vittoria vincendo di misura con il Vis Ribera.